Buonasera a tutti. Vi porto i saluti dell'amministratore unico dell'Agenzia regionale. Sì. Vado. I saluti ve li ho già dati dell'amministratore dell'Agenzia regionale. I 10 fortunati che riusciranno ad arrivare alla fine di questa presentazione senza annoiarsi vedranno tantissimi panorami dei sentieri che l'Agenzia Forestas sta realizzando. Parleremo di come si realizza in Sardegna la sentieristica. È un'attività abbastanza recente, perché è recente la legge regionale che ha dato un nome, è dato una normativa tecnica, è dato gli strumenti per realizzare i sentieri. Non che i sentieri non siano mai esistiti, i sentieri sono i cammini antichi che i nostri antenati, pastori, agricoltori in Sardegna come in tutta Italia e in tutta Europa hanno percorso per andare nei fondi e in campagna, raggiungere le greggi e trasportare le greggi dalla montagna alla pianura. I sentieri esistono, bisogna trasformarli in una infrastruttura, in un attrattore turistico. Quindi iniziamo a rispondere alla prima domanda: perché in Sardegna deve occuparsene un'agenzia regionale? C'è un'agenzia regionale in Sardegna che si occupa già di gestione forestale, di gestione delle infrastrutture e delle strutture forestali, le piste, i sentieri. Ha tra i suoi fini non solo quelli della protezione civile, l'antincendio, le opere di sistemazione idraulico-forestale, ma anche la promozione e la divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali e la valorizzazione turistica delle aree forestali e delle aree costiere. L'Agenzia Forestas ha una capillarità, una diffusione talmente capillare in Sardegna che è il soggetto ideale per presidiare i sentieri. La Sardegna ha già 1000 chilometri di sentieri, cioè di antichi tratturi, camminamenti elevati al rango di sentiero escursionistico, ma potenzialmente questi sentieri possono diventare decine di migliaia. Nei prossimi anni si lavorerà per portare la dimensione della rete sentieristica a qualcosa che si assomigli a quella del Trentino, del Piemonte, dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, che hanno ovviamente anni luce di esperienza in più rispetto a noi. L'idea è di arrivare a 4.000 km entro i prossimi 4 anni. Per farlo servono dei numeri, degli attributi che questa agenzia regionale ha. Se è vero che gestisce già 220.000 ettari di territorio, ha infrastrutture e mezzi, ha 400 fabbricati che, come poi vedremo, sono elevabili a tipologie di offerte turistica che vanno dalle foresterie ai rifugi escursionistici, e ha una serie di attrezzature e di mezzi e soprattutto ha 5.000 operai che d'inverno fanno la campagna antincendio, d'estate fanno la campagna antincendio, d'inverno fanno la protezione civile e che in autunno e in primavera fanno sentieri, tra le altre cose. A monte di tutto questo c'è da dire un'altra nota storica. Correva l'anno 2005 quando la Regione Sardegna, con un documento che si chiama Piano turistico regionale, definiva una cornice strategica di contesto e iniziava a porsi delle domande. Non ve lo leggerò tutto, ma si trova anche sul sito dell'Agenzia Forestas. Leggiamo solo le parole chiave. Risorse turisticamente rilevanti di tipo ambientale e socioculturale, componenti immateriali dell'esperienza di soggiorno, costruire una base informativa integrata, valutare la capacità di accoglienza turistica del territorio, l'impatto socio-economico e ambientale delle varie forme di turismo, parlare di marketing e occuparsi dei vari segmenti di domanda più sensibili. Il discorso prosegue ed è molto lungo, io appunto non mi ci soffermerò, però si analizzavano già le criticità da superare in Sardegna. La concentrazione nello spazio causata dalla struttura paesaggistica e abitativa della Sardegna, la concentrazione nel tempo della domanda turistica e la scarsa integrazione fra il settore turistico, spiaggia e gli altri settori produttivi. L'obiettivo specifico numero 3 è quello che ci interessa di più: ridurre la concentrazione temporale e territoriale, destagionalizzare e valorizzare gli attrattori ambientali e culturali. Si arrivò nel 2006 a questa conclusione. L'ente Foreste, che era l'allora ente Foreste e ora Agenzia Forestas, doveva occuparsi di far passare il turismo sostenibile attraverso le foreste. Fase 1, finanziamenti di circa 10 milioni di euro per rinnovare le strutture
architettoniche già esistenti, case ed ex caserme forestali che poi vedremo in bellissime foto. E poi cessione della gestione ad operatori turistici locali, cooperative, operatori turistici tipicamente vocati alle categorie extraalberghiere. Si chiamava Progetto Turismo Sostenibile, è interessante parlarne perché produsse delle schede e individuò 10 location forestali o costiere che esistono, hanno solo un piccolo problema: nessuno le vuole gestire. Nessuno le vuole gestire perché è un gatto che si morde la coda, perché non c'è un giro economico sufficiente a rendere sostenibile economicamente quella gestione. Nessuno le vuole gestire, l'Agenzia Forestas prova ad utilizzarle, ma non può sostituirsi a un operatore turistico alberghiero. Queste strutture restano in parte chiuse. Questa è Sardegna, non è Trentino. Bono, Goceano, Monte Pisanu, foresta demaniale storica. La parte di fronte a voi è la foresteria, la parte a destra è la sede del cantiere del complesso forestale. Questi sono gli interni. Attualmente funziona come una foresteria definita dalla normativa regionale. Ci si va a dormire noi dipendenti quando facciamo delle trasferte. Inutile dire che è un vero peccato, così come è un peccato tener chiusa la foresta demaniale di Fiorentini, altra storica struttura demaniale. Esistono foto con la scritta Dux e il cavallo della Guardia Forestale del Fascio che presidiava queste stesse foreste, ora presidiate dall'Agenzia Forestas. Sto introducendo, senza che ve ne accorgiate, forse tutta una serie di concetti: attrattività storica, culturale, paesaggistica. Sono luoghi favolosi anche per la convegnistica. Foresta Burgos, area a vocazione ipoturistica. Le ipovie di Foresta Burgos saranno le prime a sorgere prossimamente, ma c'è una sala convegni, forse non bella e non ampia come questa, ma assolutamente adeguata a fare dei meeting annuali della montagna terapia, piuttosto che degli esperti di funghi, piuttosto di tutta una serie di attività convegnistiche che varrebbe la pena valorizzare. Monte Burghesu, altra struttura forestale, di cui esistono ugualmente foto con cavalieri degli anni 40, altra struttura che potrebbe ospitare gli escursionisti in una tappa lungo un sentiero di media-lunga percorrenza. Queste erano le parole chiave già nel 2006 sul prodotto turistico, sul concetto di posizionamento, sul turismo attivo che arriva da tutta Europa. Abbiamo nel 2011 campionato i flussi turistici in 40 foreste demaniali, scoprendo che ad esempio nell'area del Supramonte il 95% dei frequentatori dei sentieri sono stranieri, provenienza tipicamente Francia, Germania, Austria, Svizzera, e solo il 5% sono sardi. Viceversa, nell'area del Sette Fratelli, il Bosco dei Cagliaritani, questa proporzione si inverte. Quindi, avendo risposto, credo, esaurientemente alla domanda perché se ne deve occupare l'Agenzia Forestas, passiamo a tutta un'altra serie di problematiche sottostanti la gestione della sentieristica. Carrying capacity e sostenibilità ambientale. Il concetto di portanza ambientale, di capacità di carico dell'ambiente, è ovviamente al centro dell'attività della nostra agenzia, che è un'agenzia che si occupa di protezione e valorizzazione ambientale. Il turismo sostenibile passa per le foreste. Questa fino a pochi anni fa era una domanda, credo che oggi sia una certezza, anche perché la foresta, in senso ampio, non sta sopra quota 1000 metri sul livello del mare. Le foreste sono anche costiere. In Sardegna abbiamo Porto Conte, Parco Naturale Regionale, abbiamo Tepilora, area MAB UNESCO, abbiamo le aree forestali, le pinete forestali di Bugerru nel sud Sardegna. Sostenibilità e turismo. Dal nostro punto di vista va sempre tenuto presente che il tipo di turismo che arriva e arriverà sempre in maniera sempre maggiore, via via maggiore, sulle aree naturali di maggior pregio, veri tesori verdi della Sardegna, dovrà tener conto dell'utilizzo delle risorse naturali in modo che sia tale da lasciarne
diciamo, lasciare a chi verrà dopo di noi lo stesso tipo di attrattiva e lo stesso tipo di valore ambientale. Andiamo veloci per non perdere troppo tempo. La sostenibilità attuale e futura si può mettere a valore turistico a patto, secondo noi, di tenere presente il concetto di capacità ambientale. Rete sentieri. La rete sentieri intanto è una infrastruttura che richiede connessione. All'attualità in Sardegna abbiamo tantissimi sentieri, 1000 chilometri, ma scarsamente connessi. Esattamente il contrario del concetto di rete. La rete è un insieme di graffi per cui io posso arrivare ovunque partendo da qualunque punto. Esiste sempre un percorso in una rete connessa che mi permette di arrivare da un qualunque punto a un altro della rete. La sfida e gli interventi e i finanziamenti di milioni di euro che gestiremo nel prossimo triennio sono mirati proprio a rafforzare il grado di connessione, connettere cioè la rete che abbiamo nel Supramonte alla rete che abbiamo sul Monte Limbara, quella che abbiamo nei dintorni del Rio Pitrisconi qua vicino ad Olbia e via dicendo, insomma toccando tutte le aree di grande valenza naturalistica in Sardegna, arrivando ad esempio fino alla Foresta Demaniale di Sette Fratelli che ha un sentiero che si chiama Sentiero Italia che termina a Castiadas e che inizia idealmente, mancano le infrastrutture e comunque inizierà da Santa Teresa di Gallura. Si chiamano dorsali di media a lunga percorrenza. Il Sentiero Italia ha qualcosa di simile in tutte le regioni italiane. Capite bene che vedere un'area grigia quando focalizziamo sulla Sardegna rispetto a un Sentiero Italia che attraversa già dal Trentino alla Calabria tutta l'Italia è un deficit strutturale che dobbiamo risolvere. Per farlo bisogna fare una buona cottura del prodotto che chiamiamo rete sentieristica e ci sono degli ingredienti in questa ricetta. Gli ingredienti sono, come dicevamo, la rete, gli ingredienti sono, come diceva anche meglio di me Joseph Echark, la immagine coordinata, anche nella cartellonistica, anche nelle frecce segnavia lungo i sentieri. Un altro ingrediente è la gestione corretta del ciclo di vita, è un oggetto anche ingegneristico quasi il sentiero, va studiato, realizzato e soprattutto va mantenuto. Se io realizzo un sentiero oggi e non mi preoccupo di come sarà fra 5-6 anni, rischio di far andare degli escursionisti in un luogo che fra 5-6 anni potrebbe non esistere più perché magari la vegetazione, che è fortunatamente vitale, specie dopo un'estate piovosa come questa, si è ripresa agli spazi che il sentiero, magari non percorso a sufficienza da un certo numero di turisti, aveva liberato. E poi c'è il web 2.0, adesso addirittura potremmo parlare del 3, del 4.0. I contenuti devono potersi diffondere viralmente sul web. Questo significa non fare video divertenti o spiritosi che tutti condividono, significa creare basi di dati ed esporre le tracce GPX del sentiero piuttosto che le caratteristiche tecniche del sentiero, piuttosto che la georeferenziazione di tutti i punti di interesse del sentiero in un'unica base di dati. La normativa tecnica approvata questo mese, 2 ottobre 2018, dalla Regione Sardegna, ha stabilito la creazione di un catasto unico regionale e di un sito unico regionale. Domanda, sarà l'unico sito della Regione Sardegna, in tutta la Sardegna? La risposta è sicuramente no. L'idea è che lì ci saranno tutti i contenuti con licenze aperte in Open Data e Creative Commons che qualunque operatore turistico locale potrà usare, utilizzare per fare i propri pacchetti di accompagnamento. Per cui il ruolo del pubblico arriva fino al punto di gestire, creare un'infrastruttura ed esporre i dati e si ferma perché lì deve iniziare il ruolo del vero e proprio operatore turistico. La rete è un sistema di connessioni, come vi dicevo prima, io devo poterla vedere, per vederla devo avere la possibilità di scaricarmi tutti i file KML, KMZ, GPX, tantissimi formati che poi posso visualizzare anche sul mio smartphone e potermi fare i calcoli dei percorsi. Domanda, ne parlerà sicuramente dopo il presidente delle guide escursionistiche ambientali. Se mettiamo in giro tutto questo materiale, che se ne fa il turista dell'accompagnatore? Risposta, io la do sempre perché questo è un conflitto che nasce in tutti i tavoli territoriali. L'accompagnatore non deve indicare dove si passa, l'accompagnatore deve aggiungere esperienze, deve aggiungere valore, deve spiegare cosa c'è là dove stai passando.
tutte cose che se andassi col mio smartphone e con la mia traccia GPS caricata su una delle 1000 app che ormai esistono, non avrei. Quindi questo è il punto in cui avviene la stretta di mano tra il soggetto pubblico, che ha fatto il suo lavoro auspicabilmente bene, e il soggetto privato, che fa il proprio che cura la propria offerta. L'immagine coordinata, questo è quello che avevamo e abbiamo in molte aree della Sardegna, pannelli sbiaditi, frecce di vari tipi, in alcuni casi attaccate a silicone sopra altre frecce vecchie, senza nessuno standard, senza codici QR che mi permettano nelle aree dotate di connessione 3G o 4G di inquadrare il codice QR e accedere alla risorsa web che mi parla dei contenuti. E poi, in un certo senso, tracce che scompaiono, questa è una zona vicino a Sedilo, nella zona del lago Amodeo, e questo è il futuro. Abbiamo definito e normato uno standard di cartello escursionistico, questo l'ho collaudato avantieri e sarà posto nei sentieri del Marganai, dove c'è tutto quello che serve. Ci sono i codici QR, ci sono i nomi dei sentieri, ci sono le caratteristiche tecniche, c'è una cartografia in 3D che mi permette di capire approssimativamente in scala 1 a 10.000 dove andrò, cosa vedrò e cosa troverò. È il punto di partenza su cui io mi immagino veder scendere comitive di escursionisti guidati da 2 o più guide ambientali escursionistiche che fruiranno del nostro territorio, del nostro paesaggio e dei nostri attrattori camminando su un piano di calpestio che è stato curato, che è stato infrastrutturato, che è stato pulito. Questo è un altro caso pratico che abbiamo collaudato pochi mesi fa, Foresta Demaniale di Sette Fratelli, vicino a Cagliari. Trovo gli stessi cartelli che trovo se vado a Iglesias, che trovo se vado sull'Imbara, che trovo se vado ad Alghero. Questa è la nostra idea di immagine coordinata e lo stiamo già facendo. Ovviamente non è naturale lo scalino che vedete alla destra del pannello, è frutto del lavoro dei nostri operai, però questa è un'opera di ingegneria ambientale che mitiga il rischio di inciampare, di cadere o di scivolare e rende più gradevole la passeggiata, dopodiché subentra tutto un sistema di classificazione dei sentieri, da turistico ad escursionistico esperto, di cui se volete poi parleremo dopo. Ma l'immagine coordinata ha dei nemici. I nemici sono il sistema dei cammini e il sistema di sentieri aperti da chiunque gli capiti e gli venga in mente di aprire un sentiero. Come vedete qua si usa una panchina per un segno CAI standard su un sentiero della rete escursionistica regionale della Sardegna, cosa buona. Come vedete però poco più avanti ci sono dei segni gialli senza nessuna semantica, senza nessuna indicazione e direi anche piuttosto brutti e stupidi, perché se io arrivo dall'altra parte ho la sensazione di essere contromano, mentre un sentiero è liberamente percorribile da qualunque tratto, da qualunque posto lo veda. Questo è un altro problema, la proliferazione dei segni. Su questo corrimano in legno trovate 3 segni diversi: Cammino di Santa Barbara, un altro giallo che chiamiamo Cammino X e il sentiero 306 CAI, che è un sentiero della rete escursionistica regionale. Dal nostro punto di vista, tutto ciò che è sentiero percorribile elevato al rango di sentiero regionale dovrebbe avere solo la segnaletica CAI, e abbiamo trovato nelle norme tecniche approvate con delibera di giunta il 2 ottobre scorso il posto a tutti i sentieri, a tutti i cammini e tutti i percorsi tematici, ma solo a quelli ufficialmente approvati dalla Regione Sardegna. Per cui Cammino Minerario di Santa Barbara, etichetta azzurra sì, perché è nel registro ufficiale dei cammini religiosi. Sentiero X giallo, che qualcuno che doveva portare dei turisti, chissà in che modo, ha ritenuto di fare imbrattando alberi e vari pezzi, alberi e parti del percorso, no. Questa è la segnaletica prima che la mettessimo in opera nella Foresta Demaniale di Sette Fratelli. Se vedete, in alcuni casi le frecce riportano SI, che è la codifica nazionale per il Sentiero Italia. Questo mi permette di parlarvi dei materiali. C'è dietro un lavoro, ripeto, quasi ingegneristico, anche nella scelta e nella cura dei materiali. Molti pensano che il legno sia il materiale più sano, più compatibile, ma in realtà il legno è impregnato, è pieno di impregnante ed è assimilabile al Forex, che è questo materiale plastico bianco, con la differenza che questo ha una durabilità di quasi 10 anni,
il peso di una freccia in legno è quasi simile al peso di 10 frecce in legno, e quando te le devi portare con una squadra di operai a 1200 metri sul livello del mare è molto più semplice trasportare il Forex che non il legno impregnato. Sono tutti discorsi che servono per farvi capire cosa si intenda per ciclo di vita. Questo è uno schema di ingegneria del software, non è certo l'oggetto della presentazione, però serve per farvi capire che è stato codificato e standardizzato il sistema di raccolta dei dati. Non potrà svegliarsi la mattina una persona qualunque e fare un sentiero, perché fare un sentiero vorrà dire anche fornire alla Regione Sardegna e al catasto regionale tutta una serie di dati e di metadati affinché quel sentiero poi possa diffondersi viralmente come un contenuto nel web. Ovviamente tutto questo non può farlo una guida ambientale escursionistica da sola, perché quello lavora ad accompagnare i turisti. Può farlo la Regione Sardegna e lo farà tramite l'agenzia Forestas, anche e soprattutto per fare il monitoraggio delle manutenzioni. Se io non so che lungo il Rio Pitrisconi, in comune di San Teodoro, c'è un tratto di un sentiero su cui non si fa manutenzione da 5 anni, rischio di creare situazioni di percorribilità difficoltosa o rischio di far trovare al turista qualcosa che non si aspettava di trovare, e quindi rischio di rovinargli la propria esperienza. Per cui, scusate se insisto sul concetto, ancora una volta, mentre l'operatore turistico vende il prodotto turistico che è stato definito benissimo da chi mi ha preceduto, c'è dietro una squadra di operai dell'agenzia Forestas che lavora affinché quello che era dato per essere un sentiero continui a restarlo. Ed è questo, insomma, il ciclo di vita, che parte con l'individuazione cartografica, con lo studio dei vincoli sul paesaggio, sul territorio e sull'area dove passerà il sentiero, eventualmente anche sul titolo di proprietà di quel sentiero, perché bisogna cercare di fare sentieri che passano in aree pubbliche, senza quindi attraversare proprietà private, che vanno comunque gestite e si possono gestire con la normativa tecnica regionale approvata. E una volta che il sentiero è realizzato entra in una serie di attività produttive, di fasi produttive che ciclicamente si devono ripetere con la manutenzione che deve essere almeno biennale. Tutti questi ingredienti mi permettono di confezionare, di comporre il puzzle e di mettere a disposizione del sistema turistico non solo i rilievi, ma anche le tracce GPS, i dati, i metadati, le foto, i contenuti multimediali per la diffusione sul video. Portale unico regionale con tutto questo materiale. Vado veloce, insomma, perché abbiamo già parlato. Anche un canale YouTube e canali social per diffondere questi contenuti. Cosa serve per gestire la RES? Allora, servivano delle normative tecniche che adesso trovate sul sito della Regione, nello spazio delibera del 2 ottobre, linee guida per l'istituzione e la gestione della rete escursionistica della Sardegna. Con questa delibera, ma poi se vorrete possiamo approfondirne i contenuti principali di interesse, in sostanza si è stabilito anche un'altra cosa, non solo che cartellonistica mettere lungo i sentieri, ma anche che tipo di governance dare a questa gestione sentieristica. Si è scelto la strada che ha scelto anche il Piemonte, una governance a 2 livelli. Un livello territoriale, avremo 7 sportelli del sentiero aperti almeno una volta alla settimana nelle sedi dell'Agenzia Forestas di Tempio, Sassari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Iglesias e Cagliari, dove le associazioni, gli operatori turistici, i proprietari privati potranno fare proposte e segnalare problemi, e avremo un tavolo tecnico regionale unico che coordinerà gli interventi e farà la programmazione triennale, tecnica ed economica. Problematiche gestionali ce ne sono tante, ma non ci sono altre slide dietro. Ve le cito solamente di passaggio. Disturbo alla fauna selvatica. Non posso far passare un sentiero nello stesso sito dove sto rilasciando i grifoni piuttosto che l'aquila del Bonelli, per cui ci sono elementi di sensibilità ambientale che sarebbe folle rovinare con lo scopo di farci passare i turisti. I turisti arriveranno dopo per vedere quegli stessi avvoltoi grifoni piuttosto che aquile del Bonelli, piuttosto che altre specie che si erano estinte, e arriveranno nei modi codificati grazie anche alla competenza ambientale dell'Agenzia Forestas. Caccia e cacciatori sono un grosso problema. Ho scoperto di non essere l'unico ad essere stato sparato mentre percorreva un sentiero. Prima mi pare lo raccontasse anche qualcun altro. Mentre noi facevamo un rilievo in Supramonte, ci siamo imbattuti in una posta di caccia, era giovedì, e il cacciatore non l'ha presa bene perché gli abbiamo fatto scappare il cinghiale e ci ha sparato.
Pensate se anziché dei tecnici dell'Agenzia Foresta ci fossero stati dei turisti. Bisogna trovare un modo, speriamo anche tramite questi tavoli tecnici, per coordinare l'attività e l'interferenza tra altre attività umane e l'attività escursionistica. L'erosione prodotta soprattutto dalle moto, ma anche da certi tipi di sport, mountain bike, enduro, freeride, in certe aree soggette ad erosione. Anche questo va controllato, così come andrà controllato il fatto che se io faccio un sentiero destinato al trekking, difficilmente potranno andarci anche i cavalli, quindi trasformando il sentiero in un'ipovia, o potranno andarci le bici, trasformando il sentiero escursionistico in un sentiero cicloescursionistico. E poi c'è la questione dei temi e delle manutenzioni. Velocemente alcune foto fatte ieri lungo i sentieri che stiamo collaudando nella zona di Bugerru. In alcuni tratti il sentiero è utilizzato anche dal cammino minerario di Santa Barbara, quindi c'è una sovrapposizione di tematismi, gestita finalmente in modo pulito perché i cartelli, i segnavia del cammino minerario di Santa Barbara, di un sentiero quindi tematico, di un cammino storico, culturale, religioso, palesano il fatto che si sta usando un tratto di sentiero allo stesso modo con cui io, viaggiatore che sono arrivato stamattina da Cagliari, ho usato un tratto della strada 131, un tratto della strada 131 DCN e un tratto della strada provinciale che mi ha collegato all'aeroporto di Olbia. È più o meno simile, gli itinerari si costruiscono sulla rete dei sentieri. Più itinerari turistici potrò costruire quando avrò più sentieri, una rete sentieristica più connessa. C'è il tema storico, questo è il sentiero delle Cernitrici, dove un fatto storico finora ignorato persino dalla popolazione a Bugerru, o comunque non valorizzato, si è trasformato in un sentiero dove, opportunamente accompagnato da guide ambientali o da operatori turistici, io posso scoprire che il cammino su cui sto passando era quello che facevano le Cernitrici che morirono nel 1800, eccetera, eccetera, perché lì c'era un'attività mineraria. Questo è il sentiero delle Cernitrici, giù c'è Bugerru, lì c'è il mare, questa è la Sardegna. Dal nostro punto di vista c'è una prateria economica di offerta turistica e di valore da dare a chi viene a trovarci, che forse, vedete qua questo è un altro tematismo ancora, montagna e mare, un sentiero che arrivava dalla montagna, dalla collina di Bugerru, che poi attraversa le dune più alte d'Europa per dirigersi al mare. Sono tutti sentieri classificati turistici, splendidi, che adesso avranno dignità di sentiero escursionistico. E poi c'è il tema del paesaggio, e concludo, questa è l'ultima slide. Chi conosce il paesaggio sa che qua c'è un mosaico forestale, una foresta costiera con degli endemismi che si trovano solo lì, sulla spiaggia di Portigeddu di Bugerru, e solo attraverso un sentiero io posso entrare in questo paradiso naturalistico, casualmente gestito anch'esso dall'Agenzia Regionale Forestas, ma questo è un caso ovviamente, e posso godere di questo splendido patchwork di colori in cui ogni tonalità di verde è una specie forestale, costiera, mentre io sto calpestando una zona dove ci sono anche i fortini che venivano usati nella Seconda Guerra Mondiale, e mentre io mi sto dirigendo in spiaggia. Questo è il futuro che vediamo noi che stiamo facendo le cose. La buona notizia è che adesso abbiamo veramente tutto quello che serviva, perché abbiamo i fondi che sono europei, abbiamo i regolamenti tecnici che sono sardi e abbiamo, direi, anche tanto entusiasmo e voglia di farlo. Grazie. Tourism Call to Action. 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.